La linea può andare allo studio. Ed eccoci al programma della B, partite che hanno preso il via alle 14 e cominciamo da Ascoli-Empoli con il graditissimo ritorno di Antonio Monaco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a Filippo Corsini, grazie per il pensiero. Un periodo duro, durissimo, superato, però per fortuna abbiamo assistito, Corsini, ad un grandissimo primo tempo tra l'Ascoli e naturalmente l'Empoli, due squadre che lottano per diversi obiettivi, l'Empoli per andare in Serie A, l'Ascoli per invece rimanere aggrappato alla salvezza diretta. Conduce l'Ascoli per 1-0, il gol al 39esimo di Dionisi, capolavoro ancora una volta al centro dell'area di rigore. Dionisi ha messo il pallone sul secondo palo, nulla da fare per il portiere Brignoli, in mezzo tantissime occasioni. Ma vediamo lettura delle formazioni delle squadre. L'Ascoli in campo con le ali, poi Pucino, Brosco, Abronitis, Kragle nel pacchetto difensivo, Saric, Buchel, Caligara in mediana, Sabiri trequartista, più avanti Baic e Dionisi. L'Empoli con il 4-3-1-2 disegnato da Alessio Dionisi, Brignoli a difesa della porta, Sabelli, Nicolau, Casale, Terzic la linea difensiva, Bandinelli, Stulaz e Zurkowski, autore di un grandissimo primo tempo a centrocampo, Bairami più avanti con Matos e Lamantia davanti. Occasioni Empoli, due clamorose occasioni Ascoli che vi racconteremo più avanti. Il gol comunque che decide al momento il primo tempo è di Dionisi al 39esimo. Linea d'Ascoli. E dunque ad Ascoli è sempre la formazione bianconera che è davanti 1-0, il punteggio fin qui maturato sull'Empoli, e anche in questo avvio di ripresa stiamo assistendo ad una grande partita. In avvio della prima frazione di gara, due clamorose opportunità per l'11 ospite con Matos prima e con Lamantia poi. È stato bravissimo Leali a sventare entrambi gli interventi in calcio d'angolo. Poi la reazione dell'Ascoli con Baic e Dionisi, un palo per la formazione bianconera, un salvataggio del portiere proprio sulla linea fino al 39esimo, quando Dionisi ha cercato e trovato l'angolo giusto per il vantaggio. Attenzione ancora adesso l'Ascoli, il pallone in avanti per Baic, ma troppo profondo, interviene all'interno dell'area di rigore il portiere Brignoli e fa ripartire l'Ascoli. Dunque siamo giunti in questo momento al Cino Lillo del Duca, al quinto. Il punteggio lo ricordiamo: Ascoli 1, Empoli 0, linea Lecce. Ascoli. Ad Ascoli è il 13esimo, conduce sempre la formazione di casa per 1-0 sull'Empoli in virtù del gol messo a segno al 39esimo della prima frazione di gioco da Dionisi. In avvio di ripresa, meglio nel tratto non collegato, c'è stata una buona opportunità per l'Empoli con un gran tiro di Bairami ai 18 metri, si è disteso in tuffo sul palo alla sua destra Leali e con la punta delle dita ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Subito due cambi per quanto riguarda la squadra ospite. Alessio Dionisi ha richiamato Bandinelli e Matos, mandato sul rettangolo di gioco Asse Oliveri per dare maggiore consistenza al reparto avanzato. Siamo al 13esimo, sempre 1-0 per l'Ascoli. Attenzione, adesso ancora l'Ascoli solo davanti al portiere ed è il gol dell'Ascoli, il 2-0 segnato da Baic. Partito in linea con i difensori dell'Empoli, Nicolau e Casale, ha preso il tempo, ottimo l'inserimento e il raddoppio della formazione di casa che al momento blinda il punteggio. È il 14esimo, cambia il punteggio al Del Duca. Ascoli 2, Empoli 0. Linea d'Ascoli. E dunque l'Ascoli ha raddoppiato, siamo al 20esimo in questo momento. Il gol, come detto, in presa diretta è di Baic, che è partito sul filo del fuorigioco ma in posizione assolutamente regolare, ha bruciato sul tempo i centrali dell'Empoli, si è presentato davanti al portiere Brignoli e lo ha fulminato per il raddoppio della formazione bianconera, che ora sale a 40 punti e vede avvicinarsi sempre di più la quota salvezza. Linea d'Ascoli. Ad Ascoli naturalmente il punteggio, come detto poco fa in presa diretta, è sempre fissato sull'1-0 a favore della formazione bianconera. È il 27esimo del 2-0 per l'Ascoli sull'Empoli, dicevamo, è il 27esimo e c'è stata una buona opportunità per la formazione dell'Ascoli con un tiro al centro dell'area di rigore di Baic. C'è stato bravo Brignoli a bloccare il pallone, poteva essere il 3-0, ma l'Ascoli sta giocando davvero bene oggi perché sta cercando punti importanti. Cerca di guardare con ottimismo maggiore alla salvezza. Il 28esimo, 2-0, il 34esimo nel corso del secondo tempo, conduce sempre l'Ascoli per 2-0 sull'Empoli. Vi ricordo anche i gol al 39esimo del primo tempo Dionisi, il raddoppio al 13esimo della ripresa con Baic. Attenzione però, perché entrambi sono stati sostituiti dal tecnico Sottile, anche per dare un po' di minutaggio in più a giocatori importanti come Dorazio, che ha preso il posto di Kragle, a Bidawi al posto
posto di Dionisi. Bidawi, che tra l'altro è entrato in campo sulla corsia di sinistra, ha saltato 2 avversari, arriva da 18 metri, specchio della porta aperto, il tiro potente è stato letteralmente rimpallato da Nicolau. Poteva essere anche questa una buona potenziale occasione da gol. Il 36esimo, ricordiamo che l'Ascoli è in vantaggio sull'Empoli per 2-0. Ad Ascoli è il 42esimo e 30 secondi nel corso della ripresa, conduce sempre l'Ascoli per 2-0, risultato bello, netto, ineccepibile per la formazione di casa, anche se l'Empoli nel primo tempo ha dimostrato davvero di essere una squadra da primato, aveva creato grandissime occasioni, bravissimo Leali a tenere in piedi i suoi. Poi dopo il vantaggio di Dionisi al 39esimo della ripresa è uscita di nuovo la formazione di casa, all'inizio secondo tempo di fatto ha chiuso l'incontro, anche se mancano ancora 3 minuti più il recupero, ma al momento l'Ascoli tiene palla a centrocampo, fa girare il pallone, cerca di evitare di affondare sulle corsie esterne per non prendere il contropiede con il doppio vantaggio. Il 43esimo 2-0. 3-1 del Monza sulla Salernitana. Poi Ascoli. Al cambio di campo, appunto, però solo per dire che è terminata la partita al Del Duca, grossa vittoria dell'Ascoli che batte l'Empoli per 2-0 e vede maggiormente la salvezza. Ringraziamo anche il collega tecnico Gianluca Galli, linea allo studio.